San Giacomo di Corte, una bella chiesa parrocchiale su un rialzo prospiciente il mare, il golfo, vicino alla famosa Villa Durazzo. Questa parrocchiale, dedicata all'Apostolo San Giacomo il Maggiore, vanta origini molto antiche. Certamente nel 1387 era già elencata tra quelle che dovevano il proprio contributo alla curia arcivescovile genovese. Ma non è la più antica del comune, la più antica sembra essere proprio quella di San Siro, da cui quella di Santa Margherita e quella di San Giacomo. Parlo del comune attuale di Santa Margherita Ligure, perché fino al 1800 avanzato esistevano due comuni distinti, Santa Margherita, detta di Pescino, e infatti il pesce è ancora nello stemma della città, e Corte, quindi la parrocchiale di San Giacomo. E in effetti il torrente Magistrato che scende a valle e che nell'ultima parte è coperto, divideva le due parrocchie Santa Margherita e San Giacomo e i due comuni. Quindi c'è una certa differenza storica, ormai le cose evidentemente si sono, come dire, appianate, perché la differenza storica comporta molto di sovente anche qualche rivalità. Oggi le cose sono diverse, però non è a caso che questa parrocchiale, già fornita di un capitolo di canonici nel secolo XVII, capitolo che poi andò in qualche modo non solo diminuendo ma estinguendosi, e che invece è stato rinnovato all'inizio del Novecento, quando la parrocchia fu dichiarata anche arcipretura, ed è un capitolo che risulterebbe composto di 10 canonici. Anche questo voleva dire l'ambizione di essere non inferiore a Santa Margherita in piazza, come si dice. La cosa più interessante è la devozione alla Madonna della Lettera. Il 20 giugno 1783 i pescatori di Corte trovarono sulla spiaggia una statua lignea che poi si venne a sapere con le modalità del tempo e quindi anche con i tempi di allora, essere quella che svettava sul porto, sul molo del porto della città di Messina, che tuttora venera la Madonna con il titolo della Lettera come speciale protettrice. La Madonna avrebbe scritto una lettera di suo pugno ai messinesi, invitandoli ad essere forti nella fede verso il suo figlio Cristo, e questo naturalmente dopo l'ascensione al cielo, dopo la Pentecoste. Una tradizione, non sappiamo, certo è che la statua che ora è sull'altare maggiore della chiesa di San Giacomo di Corte, dalle fattezze un po' come dire ruvide almeno, è tuttavia molto amata e regge la Madonna, il bambino, ma anche un rotolo che sarebbe la famosa lettera.